2 pagine scritte dopo una notte di riflessione inviate da Michele Boldrin, uno dei fondatori di Fare per fermare il declino agli iscritti del movimento. Una lettera per analizzare il risultato ottenuto alle politiche e per disegnare il futuro prossimo di Fare. Parla di errori, Boldrin, commessi da quando 7 mesi fa il progetto ha preso il via e che ora dice abbiamo pagato. Traspare dalle parole di Boldrin la delusione per il risultato ottenuto dal movimento in queste elezioni. È andata invece meglio a Treviso, dove alla Camera ha toccato il 2,8% e al Senato il 2,3%, mentre nel solo comune di Treviso il movimento ha addirittura superato il 4%. Un risultato che arriva nel capoluogo della Marca 2 mesi esatti dal ritorno alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale, elezioni amministrative di cui parla anche Michele Boldrin. Non credo ve ne siano le forze e non la ritengo una priorità, anzi credo che ci farebbe danno, si legge nella lettera, anche se poi Boldrin chiarisce che la decisione finale spetterà a livello locale. C'è un invito alla riflessione che, come in tutti i casi in cui il risultato elettorale non corrisponde alle aspettative, impone decisioni diverse. Comunque il movimento si presenterà laddove riterrà opportuno presentarsi alle elezioni amministrative. E a Treviso intanto il movimento si presenterà all'appuntamento elettorale del 25 e 26 maggio. Ne stiamo parlando, ci stiamo preparando, purtroppo la corsa che abbiamo fatto alle elezioni politiche non ci ha consentito molto di pensare a questo, però ripeto, ci stiamo lavorando e probabilmente presenteremo delle nostre liste. Proprio ieri c'è stata una riunione dei rappresentanti trevigiani di Fare che hanno nominato 5 saggi, come li definisce Di Staso, che avranno il compito di valutare il da farsi in vista delle amministrative. Intanto bisognerà capire se il movimento correrà da solo o in coalizione, poi individuare un candidato e naturalmente pensare al programma. Dunque, se almeno a livello trevigiano il futuro di Fare sembra disegnato, a livello nazionale, secondo Boldrin, c'è un partito da rinnovare, ad iniziare dalla prima vera priorità, convocare un congresso costituente.